E poi volevo fare un'altra sola osservazione, perché mi pare che oggi sia stato detto quasi tutto, e siamo anche molto concordi su un certo cammino da intraprendere. E faccio un esempio per farmi capire, non perché sono romagnolo e mi piace la Romagna. Un mese fa sono tornato in Romagna, no? E la domenica pomeriggio, perché volevo comprare l'olio in Brisighello, sono stato a Brisighella. Non so se voi siete mai stati a Brisighella. Brisighella è un cordovado con una bella rocca in alto che ha un sottoportico di 50 metri che si chiama Strada degli Asini, e poi se vuoi fare il giretto sul castello, e ha l'olio rinomato. Beh, io ho trovato alle 4 di domenica pomeriggio una piccola sede di APT aperta e ho chiesto: scusi, dove posso trovare oggi domenica pomeriggio l'olio? E mi hanno mandato in un locale che poi fra l'altro era dei coltivatori della zona, con l'olio brasiliano in vendita. Parlo di una città di un paese di 2000 abitanti. Allora anche questi orari con la stagionalità a me va benissimo, ha ragionata. Quindi piuttosto che faccio alle 8:14 del lunedì mattina e non serve assolutamente nessuno, faccio vedere la battuta, mettiamo 2 ore e 3 al sabato pomeriggio, 4 ore la domenica mattina, che ti arriva un pullman di turisti, come diceva lui prima, che non sanno neanche da che parte girarsi e non sanno dove andare a Portogallo. Non lo sappiamo noi che siamo portoghesi, io almeno da 40 anni, però secondo me va ragionata proprio anche in questi termini l'apertura, e secondo me sarebbe forse l'occasione, trovando la location, trovando il posto giusto, secondo me sarebbe l'occasione per dargli anche una struttura diversa. Ho fatto questo esempio per dire che a mio parere è inderogabile sta roba. Forse dobbiamo